Presentato ieri sera davanti a una splendida cornice di pubblico e alla presenza di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo il nuovo videoclip dei Calandra e Calandra dedicato al nuovo brano Ammutta Ammutta, una genesi lunga e difficile andata avanti per circa 2 anni e finalmente completata sotto la regia di Massimo Scalici. Un volto noto della fiction televisiva della Rai, Montalbano. Quanto ti manca questo personaggio? Mi manca tanto perché è stato molto faticoso realizzarlo e poi portarlo avanti. Adesso certo mi manca perché quando un personaggio si cuce addosso un po' manca. Come mai la tua presenza qui ad Alcamo per il nuovo videoclip dei Calandra e Calandra? Appunto ringrazio i fratelli Calandra Calandra che mi hanno voluto come ospite, ma poi non sono ospite perché sono nato a casa sua, ho conosciuto papà, ho conosciuto tutti e loro, una famiglia che mi hanno accettato come dei fratelli. Io ormai non li chiamo Calandra Calandra, li chiamo i miei fratelli. Fratelli, come stai? Perché sono dei grandi. E spero di partecipare anche a un prossimo progetto di questi 2 grandi, perché avete 2 grandi veramente, forse ancora non l'hanno capito, ma lo scopriranno, però 2 grandi. Per noi questa è una serata molto importante perché, come dire, dopo 2 anni e mezzo per noi questo significa ripartire. È stato molto dura, però, come dire, non ci siamo arresi e questa sera vogliamo dimostrare che amiamo questo lavoro, che amiamo la musica siciliana e presentare questo progetto che ha avuto veramente tantissimi imprevisti per tutto quello che è successo. Grande progetto. Però siamo riusciti a portarlo a fine, a buon fine. Peppe, ma poi tra l'altro il titolo di questo nuovo brano, Ammutta Ammutta, sembra proprio la fatica di spingere in salita in un periodo in cui ripartire è diventato quasi un sogno. Sì, Ammutta Ammutta, ma noi consigliamo di ammuttare in discesa, diciamo contro Pennino, che viene più facile, lo dico in siciliano, per cui no, è veramente... Però insomma c'è l'allegoria, no? Di spingere in un periodo così difficile. Ma guarda, può sembrare che è un caso, ma è così, proprio è capitato a fagiolo, anche se per un periodo non positivo, ma noi dobbiamo ammontare, ragazzi, ammontare questo periodo, cioè lasciarlo dietro o spingerlo in avanti e dimenticarlo. Per cui abbiamo voglia, scusa Maurizio, abbiamo voglia di ripartire e ammottiamo per ripartire. Volevo dire, questo brano quando l'abbiamo scritto voleva essere invece, come dire, un modo come prendere la vita comunque con molta tranquillità, con leggerezza, quindi questo Ammutta Ammutta è un po', diciamo, all'incontrario, quindi è prendere la vita veramente senza la frenesia a cui siamo abituati in questi giorni. Peppe, Alcamo è presente, ma è presente il mondo dello spettacolo siciliano, tantissimi volti. Ma guarda, è una cosa bellissima, tantissimi amici nostri, tantissimi artisti che si sono presentati, che hanno voluto partecipare a questa serata e noi li ringraziamo di cuore, veramente, è un'emozione unica. Grazie ancora a tutti. Tanti artisti hanno voluto essere presenti a questo lancio del nuovo progetto dei Calandra e Calandra. Questo significa un mutuo soccorso, un'assistenza fra tutti voi artisti in un periodo così importante? No, vuol dire amicizia e basta, né mutuo soccorso né assistenza, perché sono 2 persone che lo meritano. Ecco, lo vedevo, sono 2 persone che lo meritano e siamo qua. Se non l'avessero meritato non staremo qua. Tu ormai sei siciliano, quindi ami questa terra e ami anche Calandra e Calandra. Amo, diciamo, un parolone, diciamo. Ma Sperucchio, ma però ormai dei nostri, dai. Sì, ma noi siamo veramente felici di averlo qua con noi questa sera, perché veramente è un grande segnale di stima, di affetto e di amicizia, quindi ti ringraziamo davanti alle telecamere. Vabbè, mi avete dato 5.000 euro, sono dovuto venire per forza. In nero però, in nero. Tutto in nero. Io direi che glieli hai dati al verde. E quando ne vedremo è solo per cantare.